Nuovo rimpasso nella giunta municipale di Palma di Montechiaro. Il sindaco Stefano Castellino ha nominato 3 nuovi assessori. Si tratta di Rosaria Loggia, espressione della lista civica Corri Palma, della quale è prima dei non eletti, quindi Rosario Provenzani, espressione di un'altra lista civica Costruiamo Insieme, e Massimo Giuseppe Amato, già consigliere comunale nella scorsa legislatura e vicino al sindaco Castellino, è primo dei non eletti della lista civica Palma in Movimento. Escono pertanto dall'esecutivo Lucia Vitanza, Salvatore Lauricella e Giuseppe Di Rosa. Rimangono attualmente in carica la vice sindaco Maria Antonietta Lovasco e Miriam Barba. Ringrazio gli assessori uscenti per il lavoro e il loro contributo e l'affetto e l'amicizia che hanno dimostrato, nella consapevolezza che si chiude una parentesi ma non il percorso. Sono certo che i neoassessori lavoreranno con altrettanto impegno per continuare quel percorso intrapreso 6 anni fa. Oggi il sindaco Castellino ha provveduto a distribuire le deleghe. Maria Antonietta Lovasco, vice sindaco, Polizia Municipale, Pubblica Istruzione, Politiche Sociali e della Casa; Miriam Barba, Politiche della Famiglia e del Lavoro, Servizi Bibliotecari, Turismo e Spettacolo; Massimiliano Giuseppe Amato, delega allo sport e Politiche della Salute, Ambiente, Arredo Urbano e Centro Storico; Rosario Provenzani, quella della manutenzione idrica e fognaria, i servizi cimiteriali, l'agricoltura, la caccia e la pesca. Quindi Rosaria Loggia, rapporti tra enti, affari istituzionali e cerimoniali, pari opportunità, attività produttive, mobilità e trasporti.